you're the one. L'ultima volta che l'ho visto eravamo su un palco a Siracusa, era la tappa locale ma riconosciuta a livello nazionale del coffee show Latte Art appunto di Siracusa. Sentivo dalla voce della pluricampionessa Chiara Bergonzi che il vincitore della tappa di Siracusa Latte Art era Giuseppe Fiorini. Buongiorno e ben trovato. Che oggi però saluto diversamente, saluto come campione italiano di Latte Art e in questi giorni ve lo abbiamo detto in tutte le salse, così come do il benvenuto a Gaetano Bongiovanni. Buongiorno Gaetano. Buongiorno. Ben trovato, con te abbiamo avuto modo di parlare proprio delle premesse che c'erano in vista poi della gara delle gare, quella italiana. Abbiamo parlato di Giuseppe Fiorini, non era presente, ci siamo detti, se andasse bene ci ritroviamo qui e ne parliamo. Ed è per questo che ne parliamo. Congratulazioni campione. Grazie mille. Raccontatemi tutto dall'inizio. Abbiamo già detto che tu ti sei qualificato primo nel corso al termine della tappa siracusana, che era valida per l'accesso diretto alla finale di Rimini, e Gaetano Bongiovanni ci raccontava sicuramente delle tue qualità che avevamo già visto e che avevamo apprezzato, e della possibilità, perché no, diceva, che vada avanti rispetto all'anno precedente, magari mi conquista un terzo posto, magari, o magari vince. È andata così. È stata un'emozione fortissima. Ancora oggi dentro di me penso, ma sembra tutto strano. È accaduto davvero, Sì, è accaduto davvero. Eri a Rimini, chiaramente SIGEP, insomma, così come anche durante l'edizione precedente, bene o male conoscevi la situazione, sapevi quello che ti aspettava e pensavi anche, c'è tanta gente talmente brava, io arrivo da Siracusa, ma dove vuoi che arrivi? Già. Dentro di me facevo queste valutazioni. Bellissimo, tra l'altro stiamo vedendo sul 641 alcune immagini, proprio i momenti clou, i momenti in cui ti rendevi veramente conto. Sì, lì ero già. E hai anche gli occhi adesso lucidi, insomma, sì, sono emozioni che immagino possano bellissimo. essere davvero, davvero forti. Dicevi, vai lì, eri preparato, avevi lavorato sono sodo. Preparato la mia gara, subito dopo il coffee show ho iniziato a tirare fuori delle nuove figure, mi sono impegnato, insomma, tanto allenamento, dedizione e la passione innanzitutto. A tutto vantaggio dei clienti, tra l'altro, del tuo bar, che saranno Certo. state fortunate cavie di tutto questo percorso di preparazione. Soprattutto loro, sì. Lo diciamo, l'Insolito Caffè, no? Sì. Si trova a Siracusa, in via Mosco. A parte che insomma vedere queste immagini poi sicuramente è bellissimo per te riviverle, tra l'altro rendiamo anche partecipi coloro i quali ci seguono sul 641, ma in questo caso però parlo con Gaetano, percorso sì di preparazione, ma anche la possibilità di dare ancora una volta un riconoscimento alla tappa siracusana, perché dalla tappa siracusana è arrivato il nuovo campione italiano di Latte Art, che lo diciamo è l'arte di decorare i cappuccini, giusto per quei 2 o 3 che non lo sapessero ancora. Sicuramente, infatti confermo e riconfermo che la tappa di Siracusa, il coffee show Latte Art, sin dalle prime tappe ha portato sempre fortuna a chi si è classificato. Fucina di talenti veri e propri. Sì, tant'è vero anche negli anni passati tutti coloro che si sono classificati al primo posto al coffee show Latte Art sono arrivati sempre sul podio. E l'anno scorso con Giuseppe, che era arrivato quarto, mancava proprio quel pelino proprio per arrivare a prendere il terzo posto, diciamo, sul podio effettivo. Poi invece quest'anno Giuseppe si era allenato proprio per cercare di arrivare fra i primi, quanto più in alto possibile. Fra il terzo e un secondo. Il primo per noi, per Giuseppe, per me, io ci speravo, però sembrava un sogno troppo irrealizzabile. Vi sentivate in realtà delle formichine in mezzo a tanti giganti? Era questa la sensazione? È vero, perché in queste competizioni, a questi grandi livelli, noi che veniamo dalla Sicilia, che non abbiamo grandi aziende che ci possono sostenere, e quindi siamo partiti come si faceva una volta, con la valigia, così e col talento, e il talento è bastato. È stato premiato, e possiamo dire che effettivamente il
l'ispirazione che ha avuto Giuseppe nel realizzare questo è questa quella che vediamo sul 641. Mi spiace per chi ci ascolta solo alla radio, ne stiamo godendo. È stato dato da noi. una cliente, come ha raccontato ad Andrea Antonelli quando è stato intervistato, no Giuseppe? Sì, è stata in occasione che una cliente entra nel mio bar e mi chiede dei baci perugina e lì subito, in piena estate che non ci sono, sì. Ho avuto un po' un'illuminazione e ho detto ma la festa degli innamorati, adesso il ti dolce... faccio un cupido, è un ho cupido. detto ma se provo a fare il cupido. È nato così, È nato diciamo così. Istantaneo. E la freccia evidentemente è Ha arrivata colpito. fino al cuore anche dei giurati. giurati, perché insomma tra l'altro si aspettavano cose di alto livello e così hanno potuto vedere anche soddisfatta la loro aspettativa. Il tempo a nostra disposizione è concluso, ma non voglio salutarvi prima di aver detto magari velocemente, il più velocemente possibile, due cose. Intanto i premi non sono finiti, i riconoscimenti arrivano anche dalla tua città. Cosa accadrà? Sì, accadrà che il domenica 7 febbraio, in occasione del nostro istituto alberghiero di Siracusa, lui sarà ospite per i nostri ragazzi a fare una dimostrazione di cappuccini e sarà presente... il loro idolo, eh? Sì, ormai sì. E poi ci sarà premiato dall'assessore alle attività produttive Teresa Gasbarro, che consegnerà una targa di riconoscimento proprio a Giuseppe Fiorini per l'ottima conquista del campionato italiano ottenuto lì a Rimini, al SIGEP di Rimini. Io invece ti regalerò poi una vetrinetta dove tutti questi premi potrai tenerli ben conservati, visto e considerato che per fortuna li collezioni. E poi la cosa più importante in assoluto, credo. Giuseppe rappresenta l'unico italiano di questa categoria a rappresentare l'Italia ai campionati mondiali di Shanghai. Si parte. Si parte tra pochissimo, si parte credo a marzo, a fine marzo fino al 3 aprile. Benissimo, allora continueremo a seguirvi e continueremo a impegnarci, come abbiamo fatto anche in questi giorni, da lontano, a darti il nostro supporto, a concentrarci, incrociare le dita. Intanto complimentissimi, anche se l'italiano non consentirebbe di allungare da questo punto di vista. Bravo anche tu che vedi lungo e sai insomma trovare il talento nelle persone che ti ruotano intorno. E allora Gaetano Bongiovanni su FM Italia, il campione italiano di latte arte Giuseppe Fiorini altrettanto. Ci ritroviamo qui dopo Shanghai. Buona giornata, buon fine settimana.